De Frost, ok, scongelamento, ecco, regista in scongelamento. Sì, 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 fai una corsettina qui avanti e indietro, tanto non c'è problema, io parlo comunque. Ginnastica mattutina ci vuole anche un po', soprattutto per le dita. Ciao, ciao, fai ciao, ciao con la manina, niente gestacci, ciao, ciao. Anche voi a casa, e voi che siete sotto le coperte, ragazzi, c'è poco di... non ne parliamo neanche, non vi tengo in considerazione voi al calduccio. Chiaro è che la temperatura esterna è ancora particolare, ma non brontoliamo, perché poi se comincia a fare caldo gli ambientalisti ritornano, si sdraiano per terra, ma noi li puniremo. Buongiorno, buongiorno da Sammy Varin, 7:30 puntuali, come stiamo? Spero bene. Buon mattino a chi è in giro in auto e giustamente appena sghiacciato tutto quanto il vetro. Piano piano, con calma, certamente si accende la radio, si clicca DAB sull'autoradio e si cerca, siamo in ordine alfabetico, Radio Libertà. In ogni parte d'Italia, siamo nazionali, Radio Libertà appare e non vi molla più. E la voce di Sammy Varin a quest'ora del mattino vi tiene compagnia con quella che chiamasi rassegna stampa. In realtà è qualcosa di più, non paragonabile a una rassegna stampa vera e propria, quella storica di Giulio Cainarca, che salutiamo e ringraziamo sempre, che vi tiene compagnia nella seconda parte della mattinata. Più parabola, ci ho capito, per cui è un qualcosa di diverso, grande come l'universo, che grazie anche ai vostri WhatsApp al 340 6709 659 diventa anche un qualcosa di più intimo, perché ascoltiamo i vostri responsi, i vostri commenti alle notizie del giorno e li mettiamo lì sul tavolo, e queste cose servono poi nel corso della giornata per fare squadra, per portare avanti anche delle idee, delle leggi, le vostre proteste che diventano proposte, roba buona che fa soltanto questa radio, che si chiama infatti Radio Libertà. Buon mattino, dicevo, a voi sotto le coperte, canale 252 del televisore in tutta Italia, ma chiaramente con l'app scaricata sul telefonino. Qualcuno mi ha scritto stanotte: ho scaricato l'app, come faccio a vedervi in TV? Scaricate l'app, poi guardate in alto a destra, c'è scritto canali. Ecco, cliccando lì potete scegliere se ascoltare la radio o addirittura vedere il faccione di Sammy Varinone. Cucù! Chiaramente se siamo in diretta, e c'è qualcuno in diretta, se sono registrazioni non salta fuori nulla. Buon mattino certamente a chi ci guarda dai social, da Facebook, da YouTube, soprattutto sulla pagina Facebook di Lega Salvini Premier e dei giovani della Lega. Oggi ascolteremo un giovane della Lega che ha delle bellissime responsabilità. Alle 11:30 avremo il capogruppo della Lega in Regione Lombardia, Alessandro Corbetta, per parlare del termine che proprio lui ha lanciato l'altra settimana. Quale termine? Il termine è remigrazione. Un termine che fa una paura incredibile agli immigrati cattivi, nel senso che li rimandiamo indietro, ma soprattutto fa schiumare di rabbia la sinistra, che ce ne dice di tutti i colori. A proposito, oggi ce ne dice davvero di tutti i colori, perché c'è il DDL sicurezza in ballo. Addirittura si è risvegliato. Io l'avevo detto ieri, dovevate stare zitti. Qualcuno di voi l'ha evocato, l'esimio presidente della Repubblica. Cazzo, si è risvegliato. Zitti, zitti che ne parliamo. Intanto però, in apertura, certamente che ansia. L'ansia è che con la notizia di questa notte, che è riportata poi su tutti i siti, Yoon arrestato, si rifiuta di testimoniare. Parliamo della Corea del Sud. Il presidente sudcoreano deposto sotto impeachment per la breve imposizione della legge marziale del 3 dicembre, le durata mesdì, non parla negli interrogatori avuti all'agenzia dell'anticorruzione. Questa è la notizia principale dell'agenzia ANSA, e se non erro anche Repubblica sta lì. Corea del Sud arrestato il presidente Yoon. Vediamo il Corriere. Certo, il presidente deposto Yoon Suk Yeol arrestato per
tradimento. L'apertura del Corriere si è aggiornata poco fa però con le stime dei commercialisti sul nostro stipendio. Come cambia lo stipendio con la nuova IRPEF e il cuneo? Chi ci guadagna? Le simulazioni. C'ho le simulazioni, che poi qualcuno si incazza, ma sono simulazioni, sappiamo come va avanti. Ma la notizia del giorno, bada ben, è questa. E io ringrazio chi me l'ha inviata tramite WhatsApp al 340 6709 659. Oggi, mercoledì 15 gennaio, zio Paperone difende in deposito un numero da collezione. Praticamente difende il suo deposito, il deposito di zio Paperone, ragazzi, questa è una notizia, lo difende, ma parlando in quale lingua, signori? In milanese, ma anche in napoletano e in toscano. Questa è la bella novità della giornata di oggi, è un buon motivo per alzare il culo dal letto, caro vecchietto all'ascolto. Alzati, vai in edicola e compra Topolino, il fumetto Topolino. Io ad esempio ero innamorato di Paperinik, ero io Paperinik, ma certo, non lo sapete, avete in onda Paperinik e non lo sapete, ero innamorato di Paperinik, ma chiaramente se andavate nel bagno della famiglia Varin, tra io e mio padre c'era la pila di topolini nel cesso e infatti ci stavamo delle ore. Che cazzo ti metti a raccontare le tue cose? Ditemi che non lo facevate, ditemi che voi non lo facevate. Adesso si va al cesso col telefonino in mano, che schifo, e poi ti cade pure dentro. Allora, quest'oggi, se non sapete cosa fare, uscite 10 minuti, vi avvicinate furtivamente all'edicola, guardate se è bianco o è nero e acquistate il razzista in senso buono Sammy Varin, e acquistate il fumetto Topolino. Chiaramente non lo troverete perché andrà a ruba, quindi vi conviene svegliarvi presto. Che cavolo, mollatemi un attimo la rassegna stampa, tanto va in replica poi la sera dalle 20 alle 21 e c'è il podcast, e acquistate questa cosa bella bella da collezione, il Topolino in dialetto. E noi che siamo la radio delle lingue e dei dialetti, siamo nati come Radio Padania Libera, se non ti pubblicizzo questa cosa sono proprio una cacchina. Il buongiorno si sente dal Varin, grazie a chi mi ringrazia ancora, sono ancora cominciato, mi ringrazia già, oh mamma mia, e chi vuole la rassegna di Cainarca, e chi dice invece che è molto meglio quella di Sammy Varin, e chi dice questo, cosa dice? Questo grazie, qui ringrazia gli ascoltatori, ci stiamo già ringraziando l'un l'altro, ringrazio te, grazie a que, grazie a cavolo, grazie che ci siete. Volevo chiedere, da buon uomo che sono, ma Paolo Gentiloni e Sergio Mattarella, chi ce li ha mandati? Cioè, capite che questo alle 7.35 si sveglia, il primo pensiero è per Paolo Gentiloni. Ma curatevi signori, sì è vero, ha cominciato a lavorare per Repubblica, nel frattempo non ha un cacchio da fare, che faccio? Scrivo qualcosa ogni tanto. Secondo me sono preti mancati, è vero, per me vanno bene a fare gli attori per film dell'orrore, però per noi italiani, noi italiani siamo più belli. Chi ce li ha mandati questi qua? Bene, capite un attimo che uno si sveglia la mattina con questi pensieri, però fate bene, perché mi mettete anche un po' d'allegria e la mettete ai nostri ascoltatori. State capendo voi nuove entrate che questa è una radio per voi, fatta apposta per voi. Io vi vedo, picciu, sto guardando ognuno di voi, non guardo se state facendo delle cose, state vestendo, mi fate la pipì, non vi guardo, però inviando un WhatsApp al 340 6709 659 diventate veramente parte di questa radio. Ho scherzato abbastanza? Bene, adesso diventiamo seri prima che papà Varin mi scriva dicendo che cacchio continui a dire sfregnacce, e allora vado sul quotidiano di ispirazione cattolica Avvenire, che mette una bella croce in apertura dicendo: fede, sangue e vessazioni aumentano le persecuzioni dei cristiani. Secondo Open Doors, porte aperte, sono saliti a 380 milioni i credenti oggetto di violenze o discriminazione nel mondo. Ma sotto
la speranza sempre più vicina e positiva in punta di tregua, a un passo dall'accordo su ostaggi e Gaza, ma si discute ancora dei particolari e del dopo. Il nodo delle liberazioni a rate, gli Stati Uniti che spingono perché ANP e ONU gestiscano la striscia, mentre l'Iran, indebolito, cerca sponde con l'Europa per chiudere una difficile intesa sul nucleare. Ma siamo sempre su Avvenire e si parla anche di quelle perquisizioni invasive che sono state smentite. Tensioni sul DDL sicurezza e a Brescia scoppia il caso delle attiviste umiliate. L'ipotesi di uno scudo penale per gli agenti agita l'esame in Senato del DDL sicurezza. La Lega pressa per evitare la terza lettura del DDL su cui si appuntano perplessità delle opposizioni. A sera fonti di governo fanno sapere che lo scudo arriverà in un altro provvedimento e che sarà solo procedurale. Intanto, in un'interrogazione urgente di AVS 5 Stelle, si chiede al ministro Piantedosi di chiarire quanto accaduto a Brescia, dove alcune manifestanti sono state fatte spogliare, ma la questura nega nessun trattamento degradante. Oggi pomeriggio ci sarà e Piantedosi che risponderà. Parallelamente i dati di Frontex dicono meno 59%. Wow, wow, wow! Migranti crollano gli arrivi sulla rotta del Mediterraneo. Meloni, un nostro successo. Gli ingressi regolari in UE sono ai minimi dal 2021, l'anno della pandemia, e questo nonostante la persistente pressione migratoria, sottolinea Frontex. L'agenzia europea che controlla le frontiere esterne, poco più di 239.000, dice, gli ingressi sulle varie rotte dal Mediterraneo ai Balcani, contro gli oltre 355.300 del 2023. Ciò che basta alla premier Giorgia Meloni per dire che il risultato è sicuramente dovuto all'azione dell'Italia. Intanto in Libia, tra i piccoli profughi in fuga dall'Eritrea, c'è chi costruisce speranza con la DAD. Molliamo il quotidiano Avvenire, ma giustamente ci chiamiamo Radio Libertà e fammi andare su qualche quotidiano meno giornalone che la racconti giusta. Allora, quest'oggi, oltre naturalmente alla situazione tregua e speriamo pace, oltre al DDL sicurezza, su tutti i giornali chi c'è? Zaia. E infatti il Gazzettino di Venezia scrive: Zaia, Fratelli d'Italia vuole il Veneto? Correremo da soli. E questa è la notiziona di cui naturalmente abbiamo dato ampi stracci, quelle cose lì, insomma, ve l'abbiamo anticipato parecchio in queste settimane e insomma l'abbiamo capita la situazione, cioè se non mettiamo Zaia ci deve essere comunque un leghista in Veneto. No, ma sai perché? Sai qual è il problema? È che se non c'è Zaia, quell'alter che campeggia su tutti i quotidiani e continua a essere intervistati, lo sapete come si chiama? Si chiama Tosi. E solo nominare questa cosa, vi viene anche a voi da grattarvi? Giuro, riproviamo. Tosi. Oh, ti giuro, mi viene la prudarella, mi gratto ovunque, sembra una scimmia. Tosi. Provate ancora. Tosi. Oh, si gratta anche il regista, è incredibile. Tosi. Ma non lo dico più, vabbè, non lo dico più. No, vabbè, perché è un ex leghista, perché ha tradito, secondo voi, celoduristi che la pensate sempre così male. È un simpaticone, Tosi, è passato a Forza Italia e siccome adesso Forza Italia fa vedere i muscoli, noi un tempo facevamo vedere qualcosa d'altro, dicevamo che ce lo avevamo duro, adesso non è un momento bello per la Lega perché tutti ci attaccano da sempre, ma adesso ancora di più. Si ferma un treno, colpa di Salvini, ti faccio vedere tra poco cosa scrive la Repubblica, ed è chiaro che se non c'è Zaia c'è Tosi. Ancora grattarsi, ragazzi miei, cosa sarà fuoco di Santosi? Cos'è sta cosa? Vabbè, comunque è la notizia del giorno e quindi c'è la possibilità che si corra da soli. Si corra vuol dire che Luca Zaia corra da soli, nel senso che la sua lista fa oltre il 40%, quindi è vincente sicuramente. Questa è la prima domandona che Sammy Varinona vi fa e che vi invito a rispondere al 340 6709
659. Il Gazzettino si occupa anche di un veneto sparito in Venezuela. Ne abbiamo parlato anche la scorsa settimana, un uomo che è stato prima arrestato, poi liberato, ma che fine ha fatto? Restando sui quotidiani meno conosciuti, che però vi invito a conoscere, perché il fatto di comprare almeno un giornale alla settimana, un tempo dicevo un giornale al giorno, adesso vi dico almeno un quotidiano alla settimana, così fate conoscenza, parlate col vostro edicolante, che cacchio, andate al supermercato, compratelo lì, però così tutti gli edicolanti chiudono, Ce n'è qualcuno che adesso ascolta la rassegna stampa di Sammy Varin, ciao Enrico, che ha dovuto chiudere alla fine, poteva andare avanti a farlo per sempre, però alla fine sei lì che dice che cazzo, non entra nessuno, ti metti a vendere di tutto, alimentari, Coca-Cola, patatine, cioè piuttosto che i giornali, però almeno un giornale alla settimana, compratelo. E il consiglio del Sammy Variniglio è quello di cambiare giornale ogni volta che andate lì. Fate impazzire il vostro edicolante chiedendo ad esempio Il Dubbio. Se voi andate lì scusi, Il Dubbio, e quello ti guarda e dice: qual è il dubbio? Che dubbi ha? Problemi, dubbi, incertezze, che è un miracolo se ti parla anche napoletano, va benissimo. Il problema è che se parla una lingua che non conosciamo. Il dubbio di quest'oggi: cambia il DDL sicurezza, il centrodestra si spacca. Oppure più in basso, Zaia scende in campo e sfida Meloni e Salvini. Delle sfide che a noi piacciono molto, devo dire, ci piacciono molto molto. Il secolo d'Italia, certamente, chiaro che se andate dall'edicolante comunista e gli dite vorrei secolo d'Italia, vi guarda un po' strano, ma ci siamo passati 20 anni fa con il quotidiano La Padania, ragazzi miei. Chi vi parla no, vabbè, lasciamo stare, chiudiamo le parentesi che non dobbiamo aprire. Secolo d'Italia, titolo principale: il cambio di passo, conti pubblici e sbarchi, la cura del governo funziona. Ma se volete, leggo, altro quotidiano da provare ad acquistare, La Giornata Nera dei Treni. Perché ieri c'era brutto tempo e qualche treno ha avuto grossi problemi, colpa di Salvini, naturalmente. Sì, è in atto una vera e propria salvinizzazione, lo diciamo ormai senza peli sulla lingua. Ditemi un po' voi, aver trovato finalmente un ministro che lavora, ma soprattutto che fa lavorare sul campo infrastrutture. Prima erano lì, è fermo sto lavoro, aspetto un permesso, la burocrazia, e non succedeva mai un cazzo. Adesso che c'è Salvini ci sono un fracco di lavori in corso nel campo dei collegamenti, delle strade, dei ponti, ma soprattutto nel campo dei treni, e chiaramente ci possono essere dei problemi. Era meglio prima? Questa è l'altra domandona che vi faccio. Era meglio quando tutto era in mano ancora una volta e soltanto al PD, che nuotava nella burocrazia che d'altronde il PD ha inventato, e quindi non cambiava assolutamente nulla per decenni, e eravate sicuri di arrivare, sì, perché non c'è mai una tratta nuova, assolutamente, c'è solo quel trenino ciuf ciuf che vi porta laggiù. Chiudiamo la parentesi. Sono delle ispirazioni che voglio darvi, giustamente, perché vi devo mettere dei dubbi, vi devo mettere delle domandine in testa alle quali poi, se volete rispondere a me, mi inviate un WhatsApp al 340 6709 659 e io tra 10 minuti, che ore sono? 7:48, va in cucina a far risotto, alle 8 vi leggo i primi WhatsApp. Molliamo Avvenire, andiamo sul Corriere, che si occupa in primo piano naturalmente tregua, ostaggi, ecco il patto. Cessate il fuoco di 42 giorni. Ci sarebbe anche il sì di Hamas, il ruolo degli Stati Uniti, libertà per 33 israeliani rapiti e 1200 palestinesi. Netanyahu, rilasciate tutti e sarà pace. Non c'è mai stato simpatico questo Netanyahu, lo diciamo chiaramente, con tutto il bene che vogliamo a Israele, non è un simpaticone, però questa frase ci piace.
Tregua per Gaza. L'accordo prevede la liberazione di 33 ostaggi israeliani, 250 detenuti palestinesi, il via libera di Hamas e un cessate il fuoco di 42 giorni. Il premier Bibi Netanyahu convoca i suoi. Ieri sera c'è stata una riunione d'urgenza della quale non si sa ancora nulla. Speriamo bene. Di spalla i ritardi, la difesa di Ferrovie dello Stato, il guasto a Roma e il maltempo, treni, un'altra giornata nera. Paolo Virtuani ci scrive: sistema ferroviario di nuovo in tilt con guasti a raffica sulla linea elettrica dell'alta velocità Firenze-Roma, ritardi fino a 6 ore e la stazione di Roma Termini in blocco per oltre un'ora. In mattinata era stata la linea Salerno-Reggio Calabria ad andare in crisi anche per il maltempo. Dunque un'altra giornata nera per il nostro trasporto ferroviario, con i viaggiatori costretti a 1000 peripezie tra variazioni di percorso dei convogli e cancellazioni. Attacco delle opposizioni al ministro Salvini. Chissà se anche questa volta scaricherà la responsabilità sui chiodi. Primo attacco sul Corriere, ma poi il bello arriva da altre parti. Capite un attimo che un attacco a Salvini è un attacco a chi vuole cambiare questa Italia. Te l'ho detto, era meglio prima, quando non si faceva un cazzo. La burocrazia, il permesso non me lo danno e bisogna aspettare altri 6 mesi, 6 anni. Che vogliamo fare? Che vogliamo fare? Non si faceva assolutamente niente. Adesso che si fa? Chiaramente ci sono delle problematiche con i lavori in corso, ci incazziamo tutti quanti quando in automobile ti fanno deviare fuori dall'autostrada, tutte le cose, ci incazziamo, ma poi avremo una strada nuova, una nuova strada. Che fatica, ragazzi. Il caso Alberto, il cooperante arrestato in Venezuela, sfida ai paesi ostili a Maduro, restrizioni diplomatiche. Alberto Trentini, cooperante originario di Venezia, è in carcere in Venezuela dallo scorso 15 novembre. Il governo ci aiuti, l'appello dei familiari, non sappiamo più nulla. Nel paese sudamericano restrizioni diplomatiche per chi avversa Maduro. E qui naturalmente ci vuole Super Meloni! Da chi andrà questa volta la Meloni e lo avremo libero tra poco. Scherziamo, naturalmente, speriamo al più presto. Però, insomma, vista l'attività della nostra Premier, siamo sicuri che una telefonatina, se non la fa lei e la fa fare da Trump. Di spalla a sinistra, Ferruccio De Bortoli ci parla di un argomento che non vi aspettate, ma molto importante: una spia del disagio, pochi figli e poche adozioni. Nell'Italia che fa meno figli diminuisce anche il desiderio di essere genitori adottivi. Sì, adesso non fate gli omofobi dicendo già, perché tutti ricorrono al genitore in affitto, utero in affitto, facciamo un bel cocktail di spermatozoi, Brasil, e poi irroriamo una bella ragazza che ci darà nelle nostre pelose mani il suo figlioletto. Non pensiamo male ogni volta, che cavolo, cosa siete? Dei piccoli semmivarin, vergogna! Nell'Italia che fa meno figli diminuisce anche il desiderio di essere genitori adottivi. L'allarme è autorevole e viene dalla presidente del principale tribunale dei minori italiano, quello di Milano, Maria Carla Gatto. Si crede poi che sia quasi impossibile adottare nati in Italia. In realtà non è così. L'amaro paradosso è che i bimbi adottabili hanno sempre meno aspiranti genitori adottivi. Le domande di disponibilità all'adozione nazionale toccarono nel 2006 la rilevante quota di 16.538, erano già scese nel 2021 a 7.970. Il calo milanese è drammatico, oltre a essere più aggiornato, erano 1.232 le domande di adozione nel 2001, nell'anno appena concluso le disponibilità ad adottare presentate davanti al tribunale milanese sono state appena 419. Qual è la situazione dei minori dichiarati adottabili?
Quelli con genitori ignoti erano 327 nel 2001, 173 nel 2021 a livello nazionale. A Milano erano 62 nel 2001 i bambini adottabili, 26 nel 24. La forte riduzione è spiegata anche con l'entrata in vigore della legge del 2001 che ha riconosciuto il diritto del figlio adottato di conoscere le proprie origini. Dite che sia stata questa cosa. I bimbi dichiarati adottabili con genitori erano in tutta Italia 769 nel 2001, sono cresciuti a 899 nel 2021. A Milano sono passati da 85 nel 2001 a 52 lo scorso anno, che con i 26 da genitori ignoti raggiungono il numero di 78. Un quarto dei figli di genitori ignoti con la madre che ha scelto di partorire nell'anonimato con tutte le tutele per lei e il neonato nasce in Lombardia, e questo apre inquietanti interrogativi su che cosa accada nelle altre regioni, soprattutto nel Mezzogiorno. Ma naturalmente il domandone del Semmi-Varinone è anche questo: come mai pochi figli? Ok, l'abbiamo capito, non lo fate più all'amore, che cavolo, ma fatelo, facciamo un po' di più all'amore, cavolaccio, siete diventati tutti casti e puri, ma soprattutto poche adozioni, perché? Poche adozioni, perché è un casino dal punto di vista burocratico, forse? O perché ci sono altre mode e il bambino ce lo scegliamo, ce lo facciamo fare come vogliamo noi? 340 6709 659. Anche in prima pagina sul Corriere, Veneto, strappo di Zaia, pronto a correre da solo. Si parla naturalmente di terzo mandato, il governatore, le tensioni con Fratelli d'Italia. Ieri ha fatto una bellissima e tostissima conferenza stampa Luca Zaia, trasmessa sui social. Dovete seguirlo soprattutto su Instagram, cercate Luca Zaia su Instagram, ma anche su Facebook. Lui è uno di quelli che non molla Facebook. Cercate Luca Zaia e vi saltano fuori tutte le ultime notizie. Sempre la solita cosa di cliccare mi piace, in modo che almeno Luca Zaia Facebook ve lo fa vedere. Con Radio Libertà un po' meno, io spero sempre in Zuckerberg, che adesso è diventato trumpiano e che magari ci permetta di trasmettere, no, di trasmettere ce lo permette, ma se diciamo vaccini avverse ti blocca per una settimana. Inaccettabile che si blocchino i mandati ad amministratori eletti dal popolo. Il governatore del Veneto Luca Zaia torna ad attaccare ed è pronto a correre da solo. Le tensioni con Fratelli d'Italia che puntano il dito contro il governatore. Non personalizzi. Sì, perché giustamente Zaia ha detto: oh, se non sono stato bravo in questi anni, abbiate il coraggio di dirmelo. E tutti zitti. L'unica frase che può dire Fratelli d'Italia, l'Italia se desta, è non personalizzi, perché non possiamo proprio dire niente sul suo operato. È un figo, punto e basta. Lo dice anche Fratelli d'Italia, e però, adesso vorrebbero mettere uno di loro, o perché no, un rappresentante della bellissima Forza Italia con Ius Solia Go Go e con un ex leghista chiamato Tosi, che non vede l'ora di fare il presidente della regione Veneto. Mi state grattando ancora, lo so. Ogni volta che dico Tosi, mamma mia, scherziamo, l'abbiamo intervistato tante di quelle volte, Tosi, ci mancherebbe altro. È che purtroppo, sai quando c'hai qua appiccicato, non giocondolo, ma traditore? Per i leghisti sei così, Tosi, ci spiace, ma ti vogliamo bene, assolutamente. Sono pronto ad ospitarti in rassegna stampa anche domani mattina. Vado avanti, che ore sono? Mi sono perso. Quando parlo di Tosi, poi 7:58, c'ho ancora qualche istante, faccio in tempo. Il Corriere dopo ci tuffiamo, perché si parla chiaramente anche di questo scudo, lo scudo per la polizia, che però dice no, ma no, non lo vogliamo. È chiaro che se no gli danno subito dei fascisti a tutti i poliziotti. E soprattutto c'è un paginone. Ma cos'è Natale? No, è Capodanno. C'è un paginone su Capodanno, tutti gli abusi. Signori,
Sul Corriere, le violenze di gruppo nella notte di Milano, le vittime salgono ad 8, è stata una caccia. Un paginone con la pubblicità chiaramente della patatina amica, il Divino Quotidiano, lo scelgono apposta, no? Perché anche a Capodanno si cercava la patatina della vostra mogliettina. Peccato che chi la cercava era un nero in perenne emergenza sessuale, che noi ospitiamo, rifocilliamo, gli diamo un lavoro, ma lui si incazza perché il lavoro che gli diamo non è il nostro. Guarda un po'. Ci torno, giuro in giuretta che ci torno sul Corriere, ma vi leggo, prima della pausa delle 8, la prima pagina del Fatto Quotidiano, che vi piace molto perché in centropagina scrive: norme pro polizia, Mattarella chiede 5 modifiche. Colpa vostra, ieri continuate a dirlo, ma dov'è Mattarella? Perché Mattarella l'avete svegliato. Il Colle buca gli scudi di Meloni agli agenti. Bella, questa frase, Allegher. Decreto sicurezza, il Quirinale non vuole levare le attenuanti per i delitti contro le forze dell'ordine ed è perplesso anche per lo scudo penale. Che vi dicevo? Il Quirinale si è svegliato. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Cari amici di Radio Libertà, eccomi qui di nuovo, di nuovo con voi. Sono il guardiano del faro. Oggi vi presento il mio nuovo singolo, Solamente Mia, nato così dalle tastiere del mio Moog, del mio pianoforte, e in un'atmosfera veramente incredibile. Spero che questo brano vi porti tutta la gioia, la serenità, l'entusiasmo che io ho provato nel comporlo e nell'eseguirlo. Un abbraccio.
dal Guardiano del Faro. Che onore, che Cari onore! amici di Federico Monti Arduini, è ritornato il Guardiano del Faro, ma soprattutto è tornato a suonare il Moog, è quella cosa tecnologica che praticamente aveva portato lui in Italia tanti anni fa. Sono contento perché siamo in contatto con lui da anni e siamo stati noi tra i tanti sicuramente a dirgli: "Oh, ritorna, ritorna, abbiamo bisogno di te", soprattutto i giovani hanno bisogno di un po' di serenità nella musica. Avete notato che oggi gli artisti parlano di violenze, picchi ai poliziotti o sono stata violentata, omofobia, guerra, tutte cose terribili che mettono un'ansia pazzesca quando ascolti una canzone. Abbiamo bisogno di serenità, proprio quella che trasmette questo musicista. Il Guardiano del Faro, a 84 anni, è tornato a suonare il Moog. Solamente mia si intitola questa nuova produzione che anticipa un intero album e che trovate tranquillamente su YouTube. Scrivete Il Guardiano del Faro, solamente mia, ma soprattutto, ripeto, un po' di serenità per tutti noi. Ci vuole, soprattutto qui in rassegna stampa con Sammy Varin che cerca di districarsi tra tutte queste polemiche. E non ci sono ancora arrivato su Repubblica. Pensa quando ci arrivo. No, vi leggo un po' di WhatsApp per fare un po' d'allegria. Dai, dai, dai. Buongiorno. Per quanto riguarda gli scioperi dei treni e tutti quei guasti di questi giorni, non mi meraviglierei che ci fossero dei boicottaggi. Ma sai che mi è venuto in mente anche a me sta cosa, eh? Cioè, stanno menando il torrone a Matteo Salvini, alla Lega, al centrodestra, su ogni situazione, no? Su quella sicurezza, poi sull'argomento sicurezza, vedete che casino. Mi viene qualche dubbietto. Sapete, quando c'è Salvini di mezzo, tutto vale. Ricordate quando lo hanno mandato a processo? Contro la Lega hanno sempre tentato di tutto, ma ancora oggi sono tutti contro. Prendiamo anche questo in considerazione. Dani invece ci scrive: ciao Sammy, se non passa il terzo mandato per Zaia, secondo me è un valido candidato, Roberto Marcato. Vero, fa anche rima, lo stimiamo, lo amiamo. Stiamo a vedere cosa succede. Sicuramente Marcato è uno di quei nomi della vecchia Lega da tenere in considerazione perché rappresenta un po' l'identità della Lega. Ritardi nei trasporti, si può sospettare, scusate, che spesso si tratti di boicottaggi? Ce lo scrive anche quest'altra ascoltatrice, Ombretta, contro Salvini e Lega, ovviamente. Buongiorno Sammy, bene ha fatto Zai a fare il paragone con quelli che stanno in Parlamento per una vita e tutto va bene. Più pericoloso sarebbe togliere il divieto a più mandati nei piccoli comuni dove la lunga permanenza tende a creare piccoli centri di potere e parentopoli. Ripetiamo pure l'esperienza a Sardegna anche in Veneto, così saranno contenti tutti, vero? Non lo so, sti sardi zitti zitti ma si incacchiano. Quindi prima di Salvini non ci sono mai state giornate nere, ma non fateci ridere, Sammy, metti la canzone di Ivan Cardia, È colpa di Salvini. Va, Marco se la ricorda. Oh, grandissimo Ivan Cardia, che salutiamo perché lui vive a Roma e praticamente si è incentrato a Roma e adesso lavora in Rai, Isoradio e adesso Rai 1. Chiaramente lo stimiamo a gogo e soprattutto, essendo un mio discepolo, mi fa piacere che almeno, se non io, almeno lui abbia fatto un po' più di strada, e non è l'unico naturalmente. Siamo circondati da apostoli transgender e siamo in estinzione, scrive un altro, a proposito che non facciamo più figli e quando ci sono non li vogliamo adottare. C'è un messaggio audio sul cursore, lo sentiamo. Buongiorno Sammy, io buongiorno. sono Salvatore, sempre dalla Germania. Ciao. Volevo solamente dire, per quanto riguarda quel fattaccio del Capodanno, delle toccatine, di questo, di quest'altro, che nessuno all'infuori delle destre ha menzionato, qualche giornale di destra l'ha menzionato, quelli di sinistra no, però se ci ricordiamo bene, una parolina che ha detto
un alpino a una ragazza, hanno fatto 3 mesi di trasmissioni. È vero, ce l'hai ricordato. Grazie. Buongiorno Sammy, siccome c'è sempre gente che chiama e si lamenta, dovresti provare a chiedere se nel 2023 hanno votato e chi hanno votato, perché tutti addosso a Salvini e la Lega, ma chissà com'è, ha preso solo il 9% e peggio ancora in Europa. Ed ecco che adesso viene fuori la granazzaia, i decreti vengono portati avanti con il freno a mano tirato, la polizia prende le mazzate, dunque muti. Vero è, signori, che non avete votato la Lega nelle ultime elezioni, in pochi l'hanno votata, c'è la moda Meloni, ma si sa, la moda Meloni significa cambiare persone che mandano avanti la baracca, e non sempre queste persone sono persone che hanno esperienza, come potrebbero finora sono state fuori dalle leve, e quindi bisogna fargliela fare l'esperienza già sulla nostra pelle? Punto di domanda. 340 6709 659. Sammy, sulle adozioni, Mo ha intervistato tempo fa su Radio Padania Libera, chi ho intervistato? Mo ha intervistato e ma non si capisce, Luca. Fai la secessione, ma fai anche i messaggini. Se ritrovi la registrazione, troverai il vero calo delle adozioni. E te l'ho detto, per me è perché semplicemente uno se lo vuole comprare il bambino. Questa è la moda, soprattutto a Milano, dove ci sono anche parecchi soldini. Un altro messaggio audio sul cursore, che poi mi rituffo sui quotidiani. Vai. Sammy, sono Walter. Ciao. Sulle adozioni avrei mille cose da dire. Ti faccio presente solo una cosa: ho cercato di adottare un bambino in tutti i modi, ma tutte le volte che arrivavo a un certo punto dicevo: guardate, io prendo tutto come bambino, anche affidamento, però vorrei che fosse cristiano o perlomeno non musulmano, perché c'è incompatibilità. Sai che mi cacciavano fuori quasi a pedate nel culo. Dai. Questo per dire. Poi gli interessi economici dietro i bambini, le adozioni, le case famiglia, e caro mio, giudici che sono presidenti di cooperative. Guarda, è un puttanaio che è meglio lasciarlo perdere. Abbiamo capito, quindi è perché non si adotta, perché è un casino, è un puttanaio, per essere sinceri, ma soprattutto c'è quella famosa burocrazia inventata dal PD che ti fa cadere le braccia e qualcosa d'altro, per cui è più facile andare all'estero per qualcuno e comprarselo all'estero, te lo fanno come lo vuoi tu. 340 6709 659, tra pochissimo ritorno ai vostri WhatsApp, prima però la prima pagina il quotidiano Il Giornale, che oggi apre con l'intervista al ministro Valditara. Perché? Perché signore e signori, scuola cambia tutto. Arriva, o potrei dire ritorna, il latino alle medie. Io posso fare ripetizioni se volete. Sammy Varin dà ripetizioni di latino. Era l'unica materia che mi piaceva, mi divertivo un fracco a parlare latino, non capivano un cazzo di quello che dicessi, ma che lingua parla? Parla latino. Più lettura e storia vera fin dalle elementari. Con la tradizione costruiamo il futuro. Oggi c'è Valditara intervistato sul Giornale. Potenziamento del latino, musica, arte, sdoppiamento di storia e geografia. Sono alcune delle principali novità della scuola che verrà. Dopo oltre 100 consultazioni con associazioni di genitori, di categoria, comitati studenteschi, la commissione chiamata a sostenere il Ministero nella stesura dei nuovi programmi ha dato il corpo al progetto che ieri lo stesso ministro ha presentato sotto forma di decreto al Consiglio dei Ministri. Il meglio della nostra tradizione per una scuola capace di costruire il futuro, dice al Giornale il ministro Valditara. E tra poco vi leggo l'intervista. A proposito di alleanze elettorali, parliamo sempre del centrodestra, la sinistra che fa? Il centrino del PD già destinato al nulla, commenta Augusto Minzolini a pagina 19, ma in centropagina sul Giornale l'attacco agli alleati, Zaia, rivolta e ultimatum. E insomma, dopo quello di Napoli, della Campania, adesso quello del Veneto. Il governatore leghista dice: se Fratelli d'Italia vuole il Veneto, strade separate. Chi è in Parlamento da 30 anni
non dia lezione. Il governatore del Veneto Luca Zaia accende la miccia nel centrodestra al terzo mandato. Se Fratelli d'Italia vuole il Veneto, prenderemo strade diverse. È stucchevole che la lezione venga da bocche che da 30 anni sono sfamate dal Parlamento. Il centrodestra sceglierà il candidato migliore, replica Fratelli d'Italia. Sto guardando se ci sono altre notizie dalla prima pagina del giornale. La molliamo per un attimo, ma poi rientriamo perché c'è Valditara, latino alle medie. Il Resto del Carlino apre con nuovo stop dei treni, bufera politica, un guasto alla stazione Termini di Roma, manda in tilt la rete per alcune ore, ritardi in tutta Italia, in mattinata il maltempo, aveva fermato il sud. La Didi Ferrovie, disagio limitato, non un disastro. Le opposizioni attaccano il ministro dei trasporti Salvini, venga a riferire in aula. Ma in centropagina la tregua in Medio Oriente, sì di Netanyahu con gli ostaggi liberi, gli USA, gestione della striscia ad ANP e ONU, cauto ottimismo. Sul quotidiano nazionale Il Resto del Carlino, l'ipotesi del governo, niente indagini automatiche sugli agenti in servizio, il famoso scudo degli agenti, che però mi pare, come scrive il Fatto Quotidiano, che ci sia qualcuno che lo vuole bucare. L'intervista, indovinate chi intervista oggi il Quotidiano Nazionale? A proposito del Veneto, indovinate chi intervista? Uniti si vince, l'ha già detto l'altra settimana, ragazzi, ogni settimana dice sempre le stesse cose, che tanto in Veneto vinciamo. Noi questa roba l'abbiamo già sentita, questa è una frase maledetta, tanto vinciamo vuol dire che perdiamo. Tosi avverte: il Veneto non dipende da Luca Zaia. Sì, vorrei interrompere le trasmissioni per 6 o 7 ore. Posso? No, non si può, va bene. Famiglie e fisco, in arrivo un nuovo ISEE, titoli di Stato non contano. E questa è sicuramente una buona notizia per noi riccastri che abbiamo investito moltissimo nei titoli di Stato. All'interno, chiaramente, vi leggerò tra pochissimo l'intervista a Tosi, il Veneto è blindato, basta restare uniti. Quindi vinciamo, chiunque, cani e porci, chiunque ci metti sopra, anche me, dice Tosi, ma vinciamo lo stesso. Giro, fatemi girare, certo, il tempo, vado sul tempo, il tempo sempre la prima pagina divertentissima, il piromane. E chi è il piromane? È Landini. Le date degli scontri della rivolta sociale a mano armata, ecco come Landini ha incendiato la piazza, qui ci scappa il morto, il virgolettato, signori. E poi Iezzi della Lega, ora basta coccolare gli anarchici, l'intervista a pagina 3 con un altro grande della Lega. Sempre in prima pagina sul Tempo, 5 giorni all'insediamento, Trump non è al comando, ma su Gaza già si cambia. Finisce il disastro Biden, tregua entro il 20 gennaio. Ancora sul Tempo, ho fatto un 48. Giorgia Meloni compie gli anni e lancia la sfida, migranti e lavoro, così l'Italia è più forte. Naturalmente anche sul Tempo i nodi delle regioni, la fronda a nord-est, da Zaia a Fedriga a Fontana, rischio strappo Fratelli d'Italia e Lega. E qualcuno comincia a parlare anche della possibilità remotissima di una crisi di governo. Addirittura la metto lì sul tavolo. Che ne pensate? Potremmo fare gnignero. Lo sapete poi qual è la risposta che ci danno? Ma prego, quella è la porta. 340 6709 659. Andiamo su Repubblica e vabbè, ci tocca, è un quotidiano importante, cosa facciamo? Verso la tregua, Gaza, le condizioni di Netanyahu, liberi tutti i rapiti. Poi c'è Timothy Garton Ash che cerca di capire il mondo di Trump, ma soprattutto in centropagina c'è il caos trasporti, treni
la disfatta di Salvini. Ancora una giornata di ritardi e disagi per chi viaggia, circolazione sospesa a Termini per un guasto elettrico, l'opposizione all'attacco, Schlein e Conte, il ministro paralizza il paese, Renzi pronti a mozione di sfiducia, terzo mandato, Zaia sfida Meloni, scontro sullo scudo alla polizia. Tu dici, dopo tutte queste cose, cosa vuoi aggiungere? Non aggiungi nient'altro, vado avanti, giro. Sì, poi ci entro su Repubblica, ve lo prometto, cari piddini all'ascolto, perché si parla dello scudo per gli agenti, bufera sul governo, la destra necessario, ma c'è il faro del Quirinale. È colpa vostra, me lo avete citato negli scorsi giorni. Strano che il Presidente della Repubblica non dica niente. Strano, come mai sta zitto? Dorme il Presidente? Avete visto? L'avete svegliato. La Stampa, la tregua facile. No, leggi male, sei sguercio, Sammy Varin, cieco, accecato. La tregua fragile di Gaza. Sì di Netanyahu allo scambio ostaggi prigionieri, Hamas disponibile ma chiede garanzie sul ritiro. L'intesa prevede la liberazione immediata di 5 soldatesse per 250 palestinesi e uno stop alle armi di 42 giorni. L'analisi di Alessia Melcangi dice però così il cessate il fuoco diventa una gabbia. E insomma c'è sta cosa che manco il cessate il fuoco va bene, facciamo la pace, sì, però che pace è? Sempre qualcosa da ridire. Cerchiamo di essere anche felici di un passo del genere di cui c'era veramente bisogno e adesso chiaramente tocca all'Ucraina. Salto fuori perché all'interno c'è lo scudo penale agli agenti, si studia la norma ad hoc, vertice sul DDL sicurezza, ci torno, l'intervista a Cofferati, via, presto, via, ma c'è cos'altro? C'è Molinari, dov'è Molinari? C'è, me lo sono perso, ma poi ritorno anche su questo, per il momento sono sulle prime pagine e il quotidiano La Verità quest'oggi apre con la CGIL blocca gli aumenti nella sanità, così la sinistra può continuare a strillare contro il governo. Il sindacato di Landini e la UIL non firmano il contratto che prevede 172 euro al mese in più a 581.000 tra infermieri e personale non medico. Durissima la CISL, spieghino ai lavoratori perché hanno negato soldi, arretrati, indennità e tutte le innovazioni normative. Già. La CGIL e la UIL, gli unici che lo scrivono in prima pagina è La Verità, la CGIL e la UIL hanno rifiutato di firmare l'accordo sul contratto del comparto sanità, facendo così saltare l'aumento da 172 euro al mese nelle buste paga di 581.000 tra infermieri, tecnici, amministrativi, personale sanitario non medico. Così per l'opposizione da domani sarà ancora più facile portare avanti l'attacco al governo sulla sanità. Peccato però che a bloccarli non è la maggioranza, ma le sigle sindacali più vicine ai vertici, ai partiti di opposizione, ovvero quello di Maurizio Landini, di Pierpaolo Bombardieri. La trattativa si è arenata perché i rappresentanti dei lavoratori si sono divisi, con la CGIL e la UIL che hanno fatto muro insieme con un sindacato autonomo. Te capì? Non vi aumentano lo stipendio, cari medici? Colpa di Landini. Mai così tanti cristiani perseguitati, oltre 380 milioni, uno ogni 7. Lo sconvolgente report di Open Doors, principali responsabili i paesi islamici e socialisti. Non se ne parla quasi mai, ma le persecuzioni dei cristiani vanno avanti come se fossimo ancora all'epoca di certi imperatori romani. Lo dimostrano i dati sconvolgenti dell'ultimo report della ONG Open Doors che sarà presentato quest'oggi alla Camera. Nel mondo i fedeli che subiscono violenze sono oltre 380 milioni, praticamente un cristiano ogni 7, soprattutto nei paesi islamici e sotto le dittature comuniste. Così la prima pagina del quotidiano La Verità con Maurizio Belpietro che scrive la sete di Askatasuna a Torino,
il PD aiuta il centro sociale dei picchiatori di poliziotti. Lo sappiamo a Torino, ma anche in altre città da sempre la sinistra dà una mano a chi occupa o semplicemente si gira dall'altra parte. Molliamo la verità, andiamo sul Libero, signori. L'Unione Europea cambia marcia, meno sbarchi, meno morti. Che lezione alla sinistra! Nel 2024 gli arrivi irregolari in Europa dal Mediterraneo centrale sono calati del 59%, vittime giù del 33%, altro che destra disumana. Parallelamente, ieri il discorso del Premier in Consiglio dei Ministri, conti pubblici e migranti, i successi del governo. Lo scrive proprio Giorgia Meloni oggi su Libero, che parla anche attraverso Daniele Capezzone dell'autogol del PD che coccola le piazze violente. Mai come adesso ve ne state accorgendo, signore e signori. In centro pagina sul Libero ci sono anche le medaglie olimpiche di Parigi. Ne avevamo parlato pochi giorni dopo le Olimpiadi. Si rovinavano già. Signori, 100 atleti le hanno restituite. Macron, che patacon, roba da barboni, da straccioni, queste medaglie olimpiche, e uno che se ne fa, ma è bella, è antichizzata, no? Dopo una settimana sembrava che avesse 1000 anni. Sempre sul quotidiano Libero, verso le urne, con Pietro Senaldi, Zaia avverte: trovate la quadra o in Veneto puntini. E proprio da questi puntini direi che partiamo alle 8:25, signori, ci tuffiamo splash all'interno del quotidiano Libero, partendo però da questa importante inversione di tendenza. Se ne parla a pagina 2, la linea dura funziona. Ora attenzione, adesso non sono qui a parlare contro il governo, ma linea dura, cioè non abbiamo ancora cominciato, la stiamo per cominciare. Linea dura, la situazione Albania, il nuovo DDL sicurezza, ce ne sono di cosettine che la Lega sta portando avanti, quindi gli stiamo facendo paura ancora prima che sia cominciata veramente. Chissà dopo. È questo che mi piace, ragazzi. Quindi è una linea dura, è ancora preconizzata, ma che sta per arrivare, capito? Mago Varin. La linea dura funziona nel Mediterraneo centrale. Gli sbarchi dei clandestini crollano del 59% nel 2024. Lo dice Frontex, chiaramente. Qualcuno dice che non faccia un cazzo, però almeno li conta questi clandestini. Lo scorso anno gli ingressi irregolari nell'Unione Europea sono diminuiti del 38%, a causare il calo il minore flusso dai Balcani, meno 78%, e dalla rotta del mare. La maggioranza dice premiata l'azione del governo. Nicola Molteni della Lega: i dati confermano l'efficacia delle politiche del governo sull'immigrazione. Maurizio Gasparri, Forza Italia: risultato frutto di scelte chiare e di una politica di fermezza e di controllo. Foti, Fratelli d'Italia: oggi l'Europa ci considera un modello, la strada scelta è quella giusta. E questa cosa è vera comunque, che l'Europa ci guarda in modo diverso negli ultimi anni e pare apprezzare quello che stiamo facendo sull'immigrazione, o almeno non ci dice di no. Per il momento non sta dicendo niente, stiamo ancora aspettando che lassù, ciao Europa, ci facciano sapere cosa hanno detto a fine febbraio. Dovrebbero farci sapere se allora va bene quello che stiamo facendo con l'Albania e c'è. Perché ci mettono così tanto? Ma cosa fanno tutto il giorno lassù? La ringa di Monsignor Perego. E già Andrea Valle ci ricorda oggi su Libero che la CEI continua a silurare il centrodestra dicendo: tutelare chi vuole lasciare la sua terra. Dobbiamo tutelarlo, trattarlo bene,
fargli fare i corsi, insegnargli questo, quell'altro. Restiamo su Libero, smentite le teorie della sinistra, solo lo stop alle partenze fa crollare le morti in mare. Altro che politica disumana. Grazie ai contestati memorandum con Libia e Tunisia, il calo delle traversate abbatte i decessi, scesi del 33%, il contrario di ciò che propone il PD. E quest'oggi, vi dicevo, Libero pubblica l'intervento di Giorgia Meloni pronunciato ieri in apertura della riunione del Consiglio dei Ministri relativo ai dati riguardanti l'economia italiana e l'immigrazione clandestina. Restiamo sul Libero, perché una cosa che non tutti sanno, a proposito di estremisti coccolati, il sindaco Dem di Torino, quello del PD, finanzia il centro sociale, quello che aggredisce le divise. Sbagliato. Sgomberare. La sinistra cerca donatori per raccogliere 100.000 euro per ristrutturare l'immobile occupato abusivamente dai violenti di Askatasuna. E a Milano il Viminale avverte a Leoncavallo: i 3 milioni di danni li pagate voi. Massimo Savito ricorda questa bella cosa, insomma, questi sono poi i violenti che picchiano i poliziotti, che distruggono, alleandosi con i Maranza, cioè, che facciamo? Continuiamo ad aiutarli? Forse magari diciamo no, se fate così basta. Il disastro dei sindaci Dem. Siamo sempre sul Libero. A Milano ci si sente più insicuri che a Roma. La famosa percezione. Lo studio di Arcadia, nel capoluogo lombardo, percezione negativa per il 65% dei cittadini. Nella capitale per il 60%. Timore per baby gang e immigrati. Questi razzisti di milanesi, e chiaramente sono andati a intervistare mica quelli che vivono in centro, ma quelli che vivono nelle periferie. Ed è la solita percezione, già, vaglielo dire a quelle che si sono ritrovate le mani del nero in mezzo alle gambe a Capodanno. L'ultima segnalazione da Libero, che mi viene di farvi, chiaramente, ma oggi Libero è veramente potente come quotidiano. Ne abbiamo parlato mesi fa, ci siamo tutti chiesti ma cos'era successo, ma cosa sarà mai questa robina qua. È uscita la perizia sulla vettura esplosa a Napoli nel 2023, sai, quella vettura prototipo che andava coi pannelli solari, tutta bella eccetera, pum, l'era sciupata e sono stati dei morti. Batterie scoppiate a bordo e l'auto diventa una bomba. La consulenza EPM, in pochi secondi la macchina ibrida si è trasformata in un altoforno. Scarse le precauzioni tecniche, 2 le vittime dell'incidente. Fatto sta che la colpa è ancora una volta delle batterie. Le batterie a litio purtroppo sono suscettibili al fenomeno del cosiddetto scoppio, più propriamente definito scientificamente come thermal runaway, traducibile in italiano come fuga termica. Fatto sta che se avete delle batterie a litio, ce le abbiamo tutte quante, anche nel telefonino, c'è da avere paura. Qua ci fermiamo, c'è la pausa delle 8:30, ma dove andate? Andate a far pipì, tra pochissimo ritorno anche con i vostri messaggi WhatsApp. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. La pressione atmosferica è in aumento sul nostro paese, temperature però sostanzialmente invariate. Nella prima parte della giornata sole protagonista sulle regioni del centro-nord, anche con cieli limpidi, eccezion fatta per il medio versante adriatico dove avremo molte nubi. Lievemente instabile al sud, con qualche fenomeno ancora su Calabria e Sicilia. Nel pomeriggio poi situazione quasi del tutto invariata. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Dettagli maggiori consultando la nostra app. Una buona giornata. Da Alessandra Tropiano. Avete ascoltato le previsioni del giorno. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea
Alberto Acerbis. Un saluto cari amiche, cari amici, cari ascoltatori di Radio Libertà da Alberto Acerbis. Allora, in questo periodo uno dei prodotti più richiesti che abbiamo è la nostra soluzione alla bava di lumaca, il nostro integratore alimentare Bronco Free. Bronco Free non è un prodotto industriale, non contiene il lattosio, il glutine, il saccarosio, gli OGM e i coloranti. Ma che cos'è Bronco Free? Bronco Free è un integratore alimentare che serve per calmare la tosse grassa, la tosse secca, fluidificare il catarro per facilitare l'espettorazione. La presenza del timo, della verbena, dell'altea, del papavero fanno di Bronco Free un prodotto straordinario. Ricordo, ve lo dico subito per evitare problemi, che non è un prodotto industriale, quindi non è che uno ce l'ha dando un calcio alla siepe, ok? Escono fuori già fatti. Nel Bronco Free la presenza importante della bava di lumaca, del mucopolisaccaride e tutti i suoi principi attivi, che ormai si sa da anni le proprietà straordinarie del mucopolisaccaride. I principi attivi servono per calmare la tosse, ma in modo particolare per fluidificare il catarro e facilitare l'espettorazione. Si prende prima di coricarsi o al bisogno. Lo possono prendere tutti, ricordo è un prodotto naturale, un successo che ormai noi abbiamo testimoniato da 18 anni. Però state attenti bene all'offerta, questo è il momento per ordinarlo. 3 flaconi di Bronco Free a casa vostra, il trasporto non lo pagate, dicendo io ascolto Radio Libertà, 59 euro. 59 euro. E se chiamate adesso lo 030 68 40 408 con i 3 flaconi di Bronco Free, un bellissimo e utilissimo regalo per voi. Quindi chiamate adesso subito 030 68 40 408 oppure visitate lecatier.it. Ciao! Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
Ragazzi miei, Atena Coia, si chiama così questa giovane artista Atena con il TH, assolutamente sconosciuta a livello nazionale, ma lo sapete, Sammy Varin lancia solo artisti sconosciuti. Se sono famosi, raramente passano da qui, perché non hanno bisogno della nostra radio. Atena Coia va a scomodare Queen Latifah per mostrarci I Know Where I've Been, quanto sta diventando brava, e la potete ascoltare anche dal vivo in qualche locale della zona di Milano. 8:40, il buongiorno si sente dal Varin, certo sono proprio io, Sammy Varin, faccio radio dalla fine degli anni 70 quando ero un ragazzino e sono ancora qui che parlo, ma soprattutto ascolto, sì, perché oggi a parlare sono capaci tutti, anche molti più di me, ma in pochi hanno voglia ancora di ascoltare. E visto che già cominciate a telefonare per andare in diretta, fermi lì, non fatelo, perché apriremo le linee dopo le 9 allo 02 9294 7222 CQ dopo le 9. Adesso potete inviarmi un messaggio WhatsApp se volete al 340 67 09 659, come ha fatto Clara. Fratelli d'Italia dice che i cittadini veneti voteranno il migliore? Ma se Zaia è sempre stato il governatore meglio votato in Italia ormai da anni. È vero, Clara, è vero. Te l'ho detto che mi fa paura di Tosi e che dice tanto vinciamo comunque e quindi si vuole candidare lui. Tanto vinciamo comunque, candidiamo cani e porci in Veneto, vinciamo. Attenzione perché, caro Tosi, ti vogliamo bene, ma così si perde. Che ne pensate voi, popolo di Radio Libertà, storicamente Radio Padania, una radio che ha come fare illuminante sicuramente il centrodestra, ma non soltanto, perché siamo qui a fare proteste che diventano poi proposte e siete voi i primi che le fate, che siate leghisti, celoduristi o fascisti, che avete Mussolini sul comodino, sono i deficienti e poi si divertono a farlo vedere perché così sei alla pagina, alla moda, ma che schifo. Andate a comprarvi piuttosto Topolino. Oggi in edicola esce uno speciale numero di Topolino. Avvicinatevi al vostro edicolante di qualunque colore esso sia, magari dirà Dobolino, va bene, compratelo ugualmente perché oggi Topolino è in dialetto. C'è un numero in dialetto milanese, in lingua toscana e in napoletano. Io non so quale preferite, ma so quello che preferisco io. Cercate Topolino in edicola. C'è un motivo per esistere oggi. C'è un motivo per esistere, sì, lo abbiamo. WhatsApp ancora un paio e poi mi rituffo sui quotidiani. Buongiorno Sammy, riguardo la notizia ISEE non si conteggiano i titoli di Stato, ma si considerano gli assegni unici alla famiglia come fonte di reddito. Poi ci domandiamo perché non si fanno i figli. Basta mancette che il governo faccia un taglio di tasse serio. Lo so, ci tassano l'assegno unico, punto di domanda. Non state sempre a brontolare. Mio padre diceva che i comunisti non lasciano il potere senza versare il sangue. Aveva ragione, stanno cercando l'incidente. Sono terroristi dentro, ci scrive Silvio. Scusa Sammy, vado fuori tema, ma mi dici che cos'è Diddy? Dad, no, non lo so, sono robe troppo difficili che sai, sì, se lo sanno tra di loro, se lo mettono in prima pagina e poi dopo misteri, apparizioni, sparizioni, salterà fuori, se è una roba importante vedrai che se ne parlerà ancora. C'è un motivo per cui il nostro Giulio Cainarca è passato a condurre l'auto da fè dopo le 10, perché si è accorto che i quotidiani fanno tutti schifo, signori, che si parlano addosso l'uno con l'altro. D'altronde, signori, questi sono poi gli argomenti del giorno e quelli con cui vi ritrovate a chiacchierare, se andate al bar, se andate a tagliarvi i capelli, esistono ancora i capelli, e se andate dal parrucchiere così, se frequentate parenti o amici anche comunisti, se ne deve parlare e come. E io penso di darvi dei buoni spunti. Ancora uno, l'ultimo promesso, c'è Moletti. Sentiamo cosa dice Moletti. Sul cursore, 1 minuto, non di più, di Moletti. Caro Sammy,
Io ho un breve messaggio. Breve, tra tutte le notizie. Musk è già indagato, perché mi sembrava strano che insomma mancano 5 giorni alle elezioni di Trump, vuoi che non condannano Trump e indagano Musk. Tutti questi VIP italiani vanno in California, uno stato che era l'esempio, come un po' da noi, del buon governo e di quello che va tutto bene. Volevo dire che, vedendo i fatti di casa nostra, tutti questi VIP potrebbero andare anche in ogni paese. C'è bisogno d'aiuto, ma forse non fa sempre andare a aiutare l'altro e non il vicino. Che c'hanno la villa lì. La notizia del giorno, caro Sammy, dal tuo duca di Saronno, è questa: una tragedia, Sammy. Non si potranno più usare i filtri su Instagram e Facebook. Sarà una tragedia e finalmente vedremo le persone come sono, non che poi tu prendi appuntamento con una e dici mandami quella della foto. Era ora che toglievano questi filtri. Io tra l'altro non li sapevo usare, però effettivamente è ora, chiudo. Tu mi hai detto di essere più breve, ma chiudo. È ora che i filtri vengano tolti anche alla sinistra o alla nostra considerazione in base ai personaggi di sinistra. Forse noi abbiamo dei filtri dove li vediamo molto belli, non vediamoli più brutti perché impossibili, ma vediamoli come sono. Quindi viva i non filtri! Vero, viva i non filtri! D'altronde non li abbiamo mai usati noi filtri, e questa è una radio senza filtri né censura. Chiaro che effettivamente il Moletti non ha certo bisogno di filtri. Massimo Moletti, duca, si fa chiamare così, duca di Saronno, che poi è un bravissimo caricaturista, lo avete visto in molte pubblicità in TV. Mi rituffo sui quotidiani e sul Corriere della Sera, signori, sono dei paginoni interessanti e non posso far finta che non ci siano. A pagina 8, sicurezza, tensioni nella maggioranza, lo scudo non solo per la polizia. Governo attento ai rilievi del Colle verso la terza lettura. Garanzie alle forze dell'ordine. Lite con la sinistra. Cosa prevede questo progetto? La mossa a tutela delle divise. Il governo ha ipotizzato di approvare una norma per tutelare gli agenti così che non siano indagati in particolari azioni di servizio. L'idea è stata chiamata scudo penale dalle opposizioni, preoccupate che si creino condizioni contrapposte alla carta. Dopo le proteste la norma non entrerà nel DDL sicurezza. Le opposizioni intanto ne chiedono la modifica. Vero è comunque che quando succede qualche cosa, il poliziotto o il carabiniere viene indagato, viene sospeso dal servizio senza stipendio e si deve pagare l'avvocato. Tutto questo è normale, chiaramente se uno fa qualcosa per difendersi e a quel punto non fa più niente. Come proteggere un agente quando è evidente che ha usato l'arma di ordinanza nell'esercizio delle proprie funzioni, ma si ritrova indagato per atto dovuto? Il governo è partito da lì, da quel carabiniere che a Capodanno è intervenuto contro un uomo che aveva accoltellato 4 persone ferendolo a morte e in presenza di accertamenti e atti urgenti a sua tutela, come prevede il codice, è stato indagato. Tutto da leggere sicuramente, il paginone quest'oggi sul Corriere della Sera, che ricorda anche quello che è accaduto a Brescia, che è stato smentito, costrette a spogliarci in questura, l'accusa di alcune ambientaliste fermate dopo un presidio, la polizia dice invece procedure regolari. Ma se proseguiamo a girare le pagine sul Corriere, Marzio Breda ci ricorda il Quirinale e la salvaguardia dell'uguaglianza davanti alla legge, quindi il Quirinale che ci sta guardando, guarda ognuno di voi e chiede: ma si può davvero alzare uno scudo penale apposta per le forze dell'ordine? Punto di domanda. Santa polenta. Per fortuna sul Corriere c'è anche l'intervista al capogruppo della Lega Molinari. Ce l'avevo anticipato ieri, Adesso la norma va approvata com'è, se il governo interviene
utilizzi i decreti. Noi restiamo convinti che il disegno di legge sicurezza debba essere approvato così com'è, il più rapidamente possibile. Riccardo Molinari è il capogruppo dei deputati leghisti. Proprio alla Camera il DDL, che contiene tra l'altro alcuni provvedimenti a sostegno delle forze dell'ordine, è stato già approvato, ma presenta alcuni problemi su cui il Quirinale ha ufficiosamente presentato alcuni rilievi, tra l'altro sulle detenute madri e sulle restrizioni alla vendita delle SIM telefoniche per gli immigrati. Prendo fiato, scusate, ma a una certa età, cioè, che cosa ne pensate di sta roba? Cioè, menare il torrone perché non possiamo vendere le SIM agli immigrati e la sinistra che dice, poverini, come faranno a telefonare a casa? Non aggiungo altro, signori, ma li vedete tutti quanti con quali telefonini arrivano nel nostro paese e non c'hanno la SIM, cioè sono lì che ci giocano tutto, non hanno la SIM, gliela diamo noi di solito la SIM, mi pare di ricordare, E le detenute madri, sì, parliamo di quelle zingarelle che continuano a rubare e continuano a essere incinte. E quindi non le mandiamo in galera se le becchiamo a rubare, le mandiamo negli appositi centri, ci mancherebbe altro, con il proprio figlioletto in braccio. Non è galera, ma solo su questo c'è polemica. Il Quirinale ci sta guardando. Salve, Presidente. Molinari, su alcune parti del provvedimento si sa già che sarà necessario intervenire. E allora, quali sono le ragioni della vostra fretta? Chiede il Corriere al capogruppo della Lega. Guardi, che non è che il disegno di legge sicurezza sia stato approvato dalla Camera precipitosamente. Il DDL è stato licenziato dal Consiglio dei Ministri nel novembre 2023. Dunque è stato discusso, esaminato, rigirato per quasi un anno. Se ci sono profili da migliorare si può farlo in momenti successivi. È un po' come l'autonomia, ragazzi. Ancora ci dicono perché tutta questa fretta, ma andate a farvi friggere. Non è un po' strano approvare qualcosa per correggerla subito? Noi riteniamo che siano perfettamente legittime tutte le norme che sono contenute, ma in ogni caso restiamo dell'idea che almeno le altre norme debbano essere approvate. Se poi il governo volesse migliorare la norma può benissimo farlo con un decreto. Non mi pare che il governo sia parco su questo. Presidente, lei giusto ieri mattina ha presentato un suo DDL sul gratuito patrocinio per gli incidenti sul lavoro e per gli agenti delle forze dell'ordine. Ne aveva parlato proprio qui. È in relazione col DDL sicurezza? È una proposta che io ho preso a cuore e elaborato sulla base di un fatto semplice, dice Molinari. Gli incidenti sul lavoro sono una ferita enorme per il nostro paese. Solo le denunce sono oltre 500.000 all'anno. La Camera ha istituito per questo una commissione che ha elaborato numerose proposte, tra cui quella del gratuito patrocinio. Poi, data l'attenzione della Lega ai problemi delle forze dell'ordine, ho pensato di aggiungere anche loro al provvedimento. Garantire la difesa gratuita indipendentemente dal reddito. Peraltro la legge già prevede di derogare dai tetti di reddito in alcuni casi, per esempio nella violenza sessuale. Per le forze dell'ordine diamo una tutela maggiore anche rispetto al precedente decreto sicurezza. Se questa legge passa, il patrocinio diventa totalmente gratuito. Fiducioso? La proposta sui lavoratori nasce dagli Stati Generali del Lavoro, partecipati alla Camera da tutte le forze politiche. La sinistra dovrebbe essere sensibile sul tema e nel centrodestra non vedo chi potrebbe essere contrario. Ancora, Molinari, in Veneto sta nascendo un problema. In Veneto nasce un problema. Rischiate uno scontro diretto con gli alleati? Risponde il capogruppo della Lega. La posizione della Lega è nota. Noi siamo favorevoli al fatto che su sindaci e governatori l'ultima parola sia dei cittadini. Non è una novità. Sul terzo mandato abbiamo presentato proposte specifiche in tal senso. Se Fratelli d'Italia e Forza Italia sono contrari, noi ne prendiamo atto, ma bisogna allora chiarire un'altra questione. Bisogna capire quale partito debba esprimere il candidato. È una questione che riguarda l'intera coalizione. La Lega è il partito che incarna l'autonomia e la richiesta di autonomia viene dalle regioni del nord, dove la Lega ha anche la sua storia e il suo radicamento. Nell'ottica di coalizione, gli alleati dovrebbero tenere in considerazione che quello è lo spazio della Lega, indipendentemente dai trend elettorali del momento.
Luca Zai è un presidente straordinario di cui i veneti giustamente non vogliono privarsi, ma la Lega, se non potrà essere lui a correre, ha tanti altri ottimi amministratori da poter mettere in campo. Così Molinari, quest'oggi sul Corriere. Ci fermiamo, ma solo per un attimo, ma c'è il Qui Parlamento che chiama, ma tra pochissimo ritorno per un attimo sul paginone del Corriere, perché è incredibile, ragazzi, che coraggio. Il Corriere ha dedicato un intero paginone al Capodanno. Tutti gli abusi, le violenze di gruppo nella notte di Milano, le vittime salgono ad 8, è stata una caccia. Qui Parlamento. Buonasera Ministro Nordio. La separazione delle carriere non è un fine ma un mezzo. La separazione delle carriere ce la impone l'articolo 111 della Costituzione. Un giudice non solo imparziale ma anche terzo. E la terzietà la si garantisce solo con appartenenza ad un ordine terzo diverso. La crisi del diritto è inequivocabilmente propria del mondo occidentale, ma in Italia assume caratteristiche specifiche, solo italiane, partendo dalla cultura della giurisdizione che per una perversione solo, ripeto, italiana, diventa lotta ai fenomeni criminali. Il requisito della terzietà del giudice deve essere un requisito costituzionale e di qui la necessità di una legge che si intitola proprio Legge Costituzionale di Iniziativa Popolare. In Italia i giudici, proprio perché privi di terzietà, governano la politica, occupano spazi non loro, dichiarano guerra a leggi non gradite con proclami, appelli e minacce di sciopero. Quello che negli altri paesi è un problema politico-ideologico, nel nostro paese diventa un vulnus costituzionale all'interno del quale la certezza del diritto sprofonda. A questo sovvertimento va posto un argine che non è una punizione nei confronti dell'ordine giudiziario, sia ben inteso. Noi dobbiamo dotarci di un giudice che rispetti la cultura del limite, la cultura della separazione dei poteri, la cultura della non prevaricazione di un ordine su un altro. Il PM è colui che promuove l'azione penale, ma il controllore del suo operato è il giudice, che deve appartenere ad un ordine diverso, perché diversi devono essere controllore e controllato. Il problema non è il tu, non sono i caffè che si prendono insieme, che governano i rapporti tra PM e giudici, ma è quello di una inevitabile contiguità tra persone che appartengono allo stesso ordine. Il problema è sentirsi impegnati nella lotta alla criminalità, che non è compito né dell'uno né dell'altro. La separazione dei poteri viene da lontano e la non amicizia, lo dico tra virgolette, è garanzia di controllo di un potere sull'altro. Dicevamo all'inizio che la separazione delle carriere non è un fine ma un mezzo per raggiungere un vero equilibrio ordinamentale proprio delle democrazie. Ricordo ai detrattori di questa legge che le funzioni di accusa e difesa, non distintamente separate, sono proprie dei regimi autoritari e addirittura dittatoriali. I principi costituzionali cardine sono due: il giudice è terzo, il PM è parte. Il giudice è soggetto soltanto alla legge, quindi è portatore del principio di legalità. Il PM è il titolare dell'azione penale che, pur nella sua doverosità, ha elementi intrinseci di discrezionalità. Sono due soggetti costituzionalmente diversi, non possono fisiologicamente stare nella stessa organizzazione ordinamentale. L'assetto pensato dai costituenti era quello del modello inquisitorio. Noi siamo passati a quello accusatorio, ma è stata una riforma imperfetta perché mancava questo tassello, che è un tassello, ripeto, fondamentale. È lo stesso Parlamento europeo che ce lo chiede, insistendo sul valore della terzietà. In Germania, Francia, Svizzera, Austria, Portogallo ed Olanda, per esempio, questa distinzione è già una realtà. In Germania il CSM non esiste, le carriere, le promozioni, gli avanzamenti sono decise dai funzionari dello Stato. Il nostro sistema rappresenta purtroppo un'eccezione tutta italiana.
La stessa obbligatorietà dell'azione penale è stata di fatto minata dalla oggettiva difficoltà di smaltire un enorme mobile di lavoro che grava sugli uffici giudiziari, creando delle corsie preferenziali. Persino il nostro codice rosso ne è un esempio. Le stesse sentenze disciplinari del CSM assolvono magistrati che avevano privilegiato alcuni reati ritenendoli più importanti rispetto agli altri, e questo ne è una riprova. Ed è la vita dei tribunali che rende di fatto oggettiva ed esistente la discrezionalità, senza parlare della prescrizione, da me ritenuta personalmente una sciagura, che è la prova lampante di una discrezionalità portata alle estreme conseguenze. Ora, la finalità della riforma non è quella di porre la magistratura inquirente sotto il potere esecutivo, ma invece quella di assicurare piena autonomia alla magistratura giudicante con una distinta collocazione ordinamentale. Un articolo, quello a cui fa riferimento l'opposizione, cioè di una presunta sottoposizione della magistratura al potere esecutivo, non c'è, né lo troverete mai in futuro. Esprimo quindi a nome della Lega il parere contrario all'accoglimento dell'eccezione presentata. Grazie deputata Matone. Qui Parlamento. Buongiorno a tutti gli amici di Radio Libertà. Buongiorno a te Sammy e al tuo staff. Grazie ancora una volta per l'opportunità che mi date. Oggi vi presento un altro brano che fa parte del mio primo CD, Il mio mondo, che parla del mare, al quale sono davvero legato perché amo il mare e vedere ogni giorno questo immenso spazio blu, come dico nella canzone, ti ravviva il cuore. Terminando poi con la frase molto importante: rispettiamo il nostro mare, non lasciamolo affogare. Vi auguro un buon ascolto e una buona giornata da Pasquale Gallipoli.
Ma che bella questa canzone che lancia un allarme importantissimo per il nostro mare. Il mare, Pasquale Gallipoli, il mare, le sue problematiche, tutto raccontato in una canzone, in un bellissimo video dove appare anche una stupenda sirena. Ce l'avevo anch'io, il vestito da sirena, ma non per me, per mia figlia Tabata. È bello, bello, bello. E poi insomma fa sempre specie quando lo mette al mare. Io mi giro e dico guardate, una sirena, e tutti si girano e mia figlia dice sto zitto cacchio, lei non vuole mai apparire. Buongiorno da Sammy Varin e grazie naturalmente a Pasquale Gallipoli, buongiorno e grazie a tutti gli artisti che si fanno avanti per essere trasmessi nella rassegna stampa, questa trasmissione la più importante, la più seguita di Radio Libertà. Quanto ce la tiriamo soprattutto perché sul Corriere sono costretti a nominare quella parola, quella che Sammy Varin vi nomina da mesi e ogni anno puntualmente la nomino, ma quest'anno i giornalisti ben pensanti dei giornaloni no, se l'erano dimenticata. Sapete qual è quella parola? Taharrush Gamea, che in arabo sta per aggressione sessuale collettiva, una cosa disgustosa che anche quest'anno è accaduta a Milano. E infatti oggi Giuseppe Guastella, a pagina 11 del Corriere, non può non dirlo. Capodanno, tutti gli abusi, le violenze di gruppo nella notte di Milano, le vittime salgono ad 8. È stata una caccia. Tutto da leggere, soprattutto perché significa che il Corriere a questo punto si è arreso e ammette che sono sempre di più quelle che si fanno avanti dicendo anche a me è successo. Chiaro che la seconda domanda che gli farei è ma perché non l'hai denunciata? Perché hanno paura, perché quel nero che ti ha messo le mani sotto i pantaloni ti ha ben guardato in faccia e faceva paura. Siamo sempre sul Corriere, su tutti i quotidiani. Quest'oggi c'è Luca Zaia, la conferenza stampa che ha fatto ieri, l'affondo di Zaia sul terzo mandato è scontro con Fratelli d'Italia che dice questa frase: non personalizzi, signori. Già, perché? Perché puoi dire tutto su Luca Zaia, ma non che sia stato un bravo presidente. Lo dicono tutti gli italiani, è il migliore. Fratelli d'Italia non può dire assolutamente niente contro Luca Zaia se non personalizzi. E qua mi fermo, ragazzi, non voglio aggiungere mezza parola, ditemi voi cosa ne pensate al 340 6709 659. Ora tocca a Salvini, tra gli alleati c'è già chi evoca la crisi di governo, con Marco Cremonesi a pagina 13 del Corriere. Il calcolo nella Lega, se andassimo da soli, a noi 30 seggi. Che ne dite, popolo di Radio Libertà? In Veneto da soli? Punto di domanda. Chi candidiamo? Due punti di domanda. Andiamo sul quotidiano Il Giornale, perché oggi Il Giornale intervista Giuseppe Valditara. Ecco la riforma della scuola. Torna il latino già dalle medie. Il progetto del Ministero di Viale Trastevere dopo oltre 100 consultazioni. Arte, laboratori, separazione di storia e geografia. Una spinta forte alla lettura. Perché? Perché abbiamo capito che gli italiani non leggono e non sono in grado di capire un testo. Oltre il 35% degli italiani adulti tra i 16 e i 65 anni non è capace di capire un testo scritto. La riforma parte dalla necessità di combattere l'analfabetismo di ritorno. Nella commissione ministeriale che ha redatto la bozza personalità internazionali come Uto Ughi, che abbiamo avuto ospite qualche anno fa sulle nostre frequenze, e un numero enorme di audizioni svolte con comitati e associazioni. La novità è, come vi dicevo, il potenziamento del latino, ma anche della musica, dell'arte, lo sdoppiamento di storia e geografia, alcune delle principali novità della scuola che verrà. Perché il latino? Perché ci insegna come funziona la grammatica, da cosa deriva l'italiano e non soltanto quello, ci insegna a parlare meglio, signori, Lo dice l'asinone del Sammy Varinone
è servito. L'intervista di Giuseppe Valditara, più storia dell'Italia ma senza ideologia. Così il ministro: sui banchi i ragazzi devono trovare il gusto della lettura e imparare a scrivere bene, ma soprattutto, ribadisco, dobbiamo insegnargli a leggere, perché questi, con la scusa del telefonino, non prendono più un libro in mano. C'è l'idea di reintrodurre lo studio a memoria di poesie e filastrocche. Fin dalla prima elementare inizierà l'introduzione alla pratica musicale. Perché? Perché è uno sport importantissimo. Ci si sfoga di più suonando o cantando che facendo una partita a calcetto. A pagina 3 sul quotidiano Il Giornale, oggi Giuseppe Valditara, che chiaramente il giornale prosegue a sparare a pagina 5 sull'argomento Veneto. Scenari politici, le mosse della Lega, Fratelli d'Italia vuole il Veneto? Ci separiamo. Zaia alza il tiro sul terzo mandato. I meloniani sceglieremo il candidato migliore. Non accetto lezioni da bocche che da 30 anni sono sfamate dal Parlamento. È inaccettabile. Se per qualcuno la regione Veneto non è governata bene, allora giusto che le strade si separino. Meloni dice no al terzo mandato perché non è condiviso? Il principio allora valga per tutto. Certo che alla fine prevarrà il buonsenso. Ci sono tutti i presupposti per una fibrillazione pericolosa. Così Luca Zaia, quest'oggi sul quotidiano Il Giornale, il doge che governa la regione da 14 anni, pronto a far pesare i suoi 2 milioni di voti. Nel 2020 Zaia ha battuto ogni record col 76,8%, 76,8% di preferenze. Moderato ma deciso, è uno dei papabili per il dopo Salvini, scrive il quotidiano Il Giornale. Ma il quotidiano nazionale che dice? Chi intervista secondo voi? Lo dico, non lo dico, lo dico, non lo dico. Guarda, non lo dico, lo dico. Tosi di Forza Italia. Che cosa dice Tosi? Ex leghista, lo ricordate, vero? Il Veneto è blindato. Basta restare uniti. L'eurodeputato, il terzo mandato ora? Un errore. Fatto sta, effettivamente a un certo punto uno dice vabbè, però chi candida Forza Italia in Veneto? Candida proprio Tosi. Tajani ha detto che se toccherà a Forza Italia in Veneto esprimere il candidato è lei. Risponde Tosi. Se sarà Forza Italia a esprimere un candidato in Veneto dipenderà da vari equilibri, compresa la scelta di candidato a Venezia, le scelte in Campania, Puglia, Toscana, ma qualcosa per noi di Forza Italia, mi pare ovvio, ci sarà di sicuro. E chiaramente quello di QN gli chiede, ma scusi, lei che cosa c'entra con il Veneto? Lei ora è a Strasburgo perché Tosi è diventato europarlamentare di Forza Italia. Sono a Strasburgo ma rimango fortemente radicato nel territorio. In Veneto contano le comunità locali e io da anni ho un dialogo forte e di lunga data con il popolo veneto. Dica un comune, ci sono stato e poi non mi perdo una sagra. Voteremo Zaia, cosa devo dirti? Magari dice voteremo Tosi che non si perde una sagra. Zaia non ce lo fanno votare. Le spine in maggioranza. Zaia minaccia lo strappo. Siamo sempre sul quotidiano nazionale. Zaia minaccia lo strappo, potrei andare da solo. Il presidente veneto attacca sul terzo mandato. Fratelli d'Italia sbaglia a personalizzare. Cioè è il più figo. Che cosa deve fare se non personalizzare? È il più amato dagli italiani, che cacchio. E dalla consulta, sulla consulta, ennesima fumata nera. Stallo sul nome del giudice tecnico. Avanti, sì, sono in ritardo, lo so, però non posso non parlarvi che QN ricorda, pagina 14, a volte picchiare serve, nel senso che c'hai ragione a picchiare? No, mai, assolutamente. Si parla dell'aggressione a scuola di novembre, la spedizione punitiva dei genitori degli alunni, abusi sessuali sugli alunni,
in cella, la prof pestata dalle madri. Castellammare, accusata di molestie su 6 studenti tra gli 11 e i 13 anni e di averli costretti a guardare porno. La quarantenne incastrata dalle chat e dalle confessioni delle vittime. Il GIP dice è schiava dei suoi impulsi. Passiamo sul quotidiano Il Tempo. Anche qui orrore a Napoli. Avevano ragione mamme e papà, prof in manette per abusi sessuali. E naturalmente c'è da leggere questa cosa perché insegna un pochettino, picchiare mai, però a volte farsi sentire, bussare a determinate porte senza tirarle giù è importante. Siamo invece sul quotidiano Repubblica, che a pagina 8 ci ricorda questo scudo, lo scudo per gli agenti, bufera sul governo. La destra dice necessario il faro del Quirinale. La Lega contro le modifiche al DDL sicurezza, il testo non si tocca. Vertice a Palazzo Chigi, i dubbi del Colle sulla tutela penale per le forze dell'ordine. Pensate un po', il Colle ha dei dubbi se proteggere oppure no. Potremmo dire quasi i suoi dipendenti, nel senso che polizia, carabinieri, le forze dell'ordine. Ma la cosa più incredibile è che Repubblica riesce a far dire persino che non va bene lo scudo alla stessa polizia e carabinieri, no, ai sindacati di polizia e carabinieri. La polemica, la bocciatura dei sindacati di polizia e carabinieri. Non siamo sopra la legge. Tacciamo di infinite cose. Avanti con le notizie, a pagina 23, il Venezuela, cooperante italiano da 2 mesi, la famiglia senza notizie. Questo cooperante sarebbe in cella. Alberto Trentini, 45 anni, di Venezia, lavora per una ONG che assiste i disabili e non si sa più nulla di lui. Si trova in Venezuela. La madre è come sparito nel nulla, la premier si muova anche per lui. Insomma, che se deve volare di qua, volare di là. Il quotidiano La Stampa, anche lei se ne parla. Scudo penale agli agenti, si studia la norma ad hoc, vertice sul DDL sicurezza, e il costituzionalista Azzariti: se c'è ipotesi di reato va aperta l'indagine, non si fidano dei magistrati, il testo cambi o la consulta la boccerà, tutele sbilanciate rispetto a chi manifesta. E insomma, quindi se gli dai una manganellata e ti denunciano e gli fai male, e sono cacchi tuoi, ti devi pagare l'avvocato, sospeso dal servizio. E c'è pure Sergio Cofferati, ci mancava, intervistato a pagina 11 della Stampa. La violenza è sempre inaccettabile, ma nessun privilegio per la polizia, e il privilegio va soltanto a voi politici. L'ex sindaco di Bologna: io sceriffo è la figura che difende i deboli seguendo la legge. Il DDL non serve a garantire i diritti, ma solo a limitare l'attività di rappresentanza. Se vi interessa, tutto da leggere quest'oggi sul quotidiano La Stampa, che riprende chiaramente anche lei Zaia, pronti a correre anche da soli. Zaia sfida il segretario e la Meloni. Il limite è un'anomalia. Ogni giorno i veneti mi chiedono di ricandidarmi. Non accetto lezioni da bocche che vengono sfamate da 30 anni in Parlamento. La mia priorità è il Veneto, poi la Lega e infine il centrodestra. Così Luca Zaia, che aspetta chiaramente anche il vostro commento al 340 6709 659, ma sul quotidiano La Stampa di spalla c'è Marcello Sorgi, che nel suo taccuino scrive: dopo De Luca la rivolta del nord. Dopo De Luca, Zaia, e se i toni sono diversi come personaggi, la sostanza è la stessa, e le regioni interessate al no al divieto del terzo mandato non sono solo la Campania e il Veneto. Dietro i governatori che hanno già lanciato il guanto della sfida a Meloni e al governo che ha chiesto alla Corte Costituzionale di dichiarare l'illegittimità della legge regionale che De Luca si era fatto approvare in Consiglio regionale per aprirsi la strada alla ricandidatura, ci sono al nord i leghisti Fontana, Lombardia,
Fedriga, Friuli Venezia Giulia, tal che il rifiuto di rispettare il divieto, la minaccia di presentarsi da soli, fuori dalla coalizione o sperimentando alleanze locali, apre un serio problema all'interno del destra-centro, sia che Zaia mantenga la promessa di tornare in campo, sia che trovi un'intesa con altri forti candidati veneti del Carroccio e decida alla fine di correre come candidato sindaco di Venezia. Al sud invece, dietro De Luca, c'è un silenzioso per ora Emiliano, il solo che, allargando i confini del centrosinistra in Puglia, includendo pezzi di centrodestra sfuggiti al controllo nazionale, sia riuscito a farsi rieleggere per la seconda volta. E dietro Emiliano, ammesso che rinuncia a ricandidarsi, in attesa c'è l'ex sindaco di Bari De Caro, recordman di preferenze alle europee e chiaramente in parcheggio a Strasburgo, in attesa di tornare a dettare legge nel territorio in cui è considerato un viceré. Per De Luca si sa che è in corso una mediazione affidata al figlio Piero, parlamentare PD, e in rapporti con Schlein sicuramente migliori di quelli di suo padre. Per Zaia è strano che non si sia mosso Salvini, che certo ha più occasioni di ragionare con Meloni sulla stabilità della coalizione di governo e su tutto ciò che può comprometterla. Ma al dunque la questione è una sola e non è neppure nuova se si riflette che già D'Alema, ai suoi tempi, se la prendeva con Bassolino, il predecessore di De Luca, e con i cacicchi, cioè con gli esponenti di partito che una volta saliti al potere locale grazie all'elezione diretta non rispondevano più a nessuno e diventavano praticamente inamovibili, in nome di un popolo che certo li aveva scelti, ma poi non era stato più messo in condizioni di valutare un'alternativa. Che cosa vuole dire il signor Sorgi? Signor Sorgi, vuoi dare dei cacicchi ai veneti? Sì. Apriamo per 10 minuti le linee. Dai. 0292947222, assolutamente sì. Intanto sono a pagina 3 del quotidiano La Verità. Milano, Sala taglia il tema sicurezza. Oggi alle 11:30 abbiamo nel focus Lombardia Alessandro Corbetta, capogruppo della Lega in Regione Lombardia, e con lui parleremo del termine che ha introdotto nella politica italiana sul fronte immigrazione. Il termine è remigrazione. Intanto però Paolo Del Debbio sulla Verità scrive: la maggioranza di centrosinistra chiude un'ora prima il Consiglio Comunale quando si intavola il problema sicurezza. Abbiamo chiesto per 600 volte di intervenire, dice la minoranza con la Sardone. Sala ancora fa finta di niente. Incredibile. Dai 0292947222, il più veloce entra in diretta con Sammy Varin per commentare le notizie del giorno, e ce n'è, ragazzi miei, da commentare anche attraverso i vostri WhatsApp. Buongiorno. Uno che ritiene il Medioevo un periodo buio, il vaccino un idolo salvatore, vedi morti in eccessi anche in Veneto, vuole l'eutanasia di Stato, è un bravo amministratore, vedi alla voce ignoranza, scrive Marco, che vuole far vincere il PD in Veneto, e non soltanto, facciamolo vincere anche in Friuli Venezia Giulia e in Lombardia. Oh, ti ritrovi il PDino, Marco, da sei content? 0292947222. Pronto? Ciao Sammy, sono Marco da Mantova. Buongiorno. Allora, Tosi è un personaggio, io almeno lo vedo come un personaggio molto vendicativo e molto egocentrico. Non essendo riuscito a suo tempo ad avere in mano il Veneto al posto di Zaia, perché la Lega giustamente non lo ha appoggiato in quanto Zaia è un intoccabile, e lo dice quello che ha fatto in questi 14 anni come governatore del Veneto, lo è stato un grandissimo ministro dell'agricoltura, eccetera. Io penso che gliela voglia far pagare, ma la voglia far pagare anche alla Lega. Perché? Perché magari lui spera pure di riuscire a far litigare la Lega, spingere la Lega ad uscire dal governo, e quindi potrebbe essere quello che io dico da sempre. Prima o poi Forza Italia tradirà, magari butta fuori la Lega, e potrebbe anche essere che si spacchi il PD. Ci sono gli schleniani
e i famosi centristi, quelli che vogliono il centrino. Magari io sbaglio, per carità, però che Tosi voglia vendicarsi, io lo vedo benissimo, perché mi sa proprio della carogna. Non ha i numeri, non ha le doti, però lui vuole emergere a tutti i costi. Ciao Sammy, grazie. Grazie a te, Tosi Carogna, politica, of course, ci mancherebbe, vogliamo bene anche a lui. Chiaro che abbiamo anche il motivo per cui Salvini, scrivono oggi i quotidiani, stia zitto, e perché altrimenti si va a litigare, e addirittura qualcuno dice in una possibile frattura, una crisi di governo per Zaia. 0292947222, voi la fareste una crisi di governo per Zaia? Lo mettiamo sindaco di Venezia. E in Veneto chi candidiamo? Punto di domanda. Qualche idea ce l'avete? 0292947222. Ma perché tutti i quotidiani parlano solo di centrodestra e non parlano invece di centrosinistra? Che ordini hanno ricevuto? Pronto? Semmi, ciao. Sono Andrea Tarantini, chiamo dalla Puglia, dal liceo classico statale Vincenzo Lilla di Francavilla Fontana. Ciao. Vorrei ringraziarti per essere qui con te a Radio Libertà, ma soprattutto anche da ex leghista della Lega Nord, anche essendo pugliese, voglio che Zaia diventi presidente di nuovo della Regione Veneto, perché lui, grazie al presidente Fontana e al nostro ministro per gli affari regionali e l'autonomia, Roberto Calderoli, voglio che l'autonomia si realizzi prima, perché l'autonomia non è una delle leggi che spacca l'Italia, ma è una legge che unisce l'Italia da nord a sud. Grazie cara, grazie, un abbraccio alla Puglia. È vero, sotto traccia c'è anche questo, chiaramente vogliono eliminare Zaia e la Lega dal Veneto, così non si parla più di autonomia, che riguarda, lo ricordiamo, tutta l'Italia, e l'Italia ne ha estremamente bisogno. 0292947222, il più veloce, entra in diretta senza filtri né censura, nessuno vi chiede numero di telefono, dimmi di cosa vuoi parlare, poi ti richiamo. No, provate anche voi, sarà così. Pronto? Pronto? Buongiorno. Sì, buongiorno Sammy, Gino da Roma. Nulla, due cose molto veloci. La prima cosa è il monarca Mattarella. Non ha parlato nessuna parola a favore della polizia o dei carabinieri, ma solo, se ho capito bene, ha espresso qualche dubbio sul provvedimento di protezione a loro. Mattarella. Problemi sociali parlo ora. Ora parlo ad esempio i medici di famiglia. Il medico di famiglia. Secondo me c'è una crisi veramente forte, perché ogni volta che vai è pieno di persone, non si riesce neanche a parlare per telefono. Ma che cosa è possibile che non si riesce a trovare un rimedio? Altro piccolo problema, ci sono donne che hanno lavorato 18 anni, come mia moglie, in fabbrica, in vetreria, 18 anni, e gli danno una pensione minima di 210 euro al mese, quando c'è gente che non ha mai lavorato, non ha mai fatto nulla, immigrati eccetera eccetera, e prendono al minimo la sociale. Io di questo scrissi pure a Duregon, mi pare che certo, chiarissimo, e hai messo sul tavolo un problema pazzesco, grazie per averlo messo lì. Buon compleanno a Giorgia, come mio figlio ha compiuto 10 giorni prima gli anni e lei oggi ne fa 48. Altra chiamata, pronto? Caduta, un'altra al volo, pronto? Semmi, sono sempre io, Andrea Tarantini del liceo classico Vincenzo Lilla. Volevo dire che anche da quando avevo 7 anni che partecipo a Pontida contro la voglia dei miei genitori, nonché sono di sinistra. Wow. Ma soprattutto io sono membro del comitato studentesco Studenti di Buonsenso per l'autonomia e per il merito della Lega, l'ho portato nella mia scuola. E volevo parlare del sindaco di Milano Sala, che nello scorso consiglio comunale ha proposto, assieme all'assessore, non mi ricordo di quale zona, la legge, quella comunale, il divieto di fumare all'aperto.
tranne per le sigarette elettroniche e per le sigarette a tabacco riscaldato. Io sono totalmente contro, perché una persona dove deve fumare devono mettersi in delle aree fatte apposta per fumatori dove si devono intossicare. Io non la vedo manco buona a livello di salute. Lei cosa ne pensa? Grazie, altro argomento sul tavolo, vedete, c'è il pro e c'è il contro, ma sicuramente non per l'inquinamento, ragazzi miei, forse c'è qualcun altro che inquina a Milano e potrebbe essere anche lo stesso PD in senso politico. Si scherza, si ride, grazie da Sammy Varin, è un piacere stare in vostra compagnia. Tra poco, dopo l'editoriale di Sallusti, arriva Giulio Cainarca, io ritorno alle 11, ma chiaramente questa trasmissione la trovate tra pochissimo in podcast sul sito radiolibertà.net e questa sera con il peggio della rassegna stampa in replica dalle 20 alle 21. Grazie a Francesco e regia, ci ritroviamo alle 11.